Raffaele Padrone, il segretario nazionale UGL, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia di Stato. La prima domanda è questa. Può aver dato fastidio il file, può in qualche modo, io dico sempre che chi non lavora non sbaglia mai, però ha dato l'impressione ieri di una certa, diciamo così, leggerezza. E questo... Può capitare anche a me, cioè non è che... Certo, questo non è purtroppo per quei famosi protocolli che ha voluto il Ministero, perché siamo in una città con un perimetro, posso dire anche di provincia, così corto, così piccolo, che hanno voluto per ordine ministeriale dividere queste città in zone. Ecco, quindi siamo arrivati... Scusa Raffaele, Prego. Come ho detto nel mio Facebook e come ho detto ieri e lo ribadisco oggi, quello che ha ricevuto per prima la telefonata non è che si sia messo a parlare per farlo parlare, tenerlo calmo e via discorrendo. Ha dovuto pensare in quel momento e guardare sul monitor di chi era la zona, ma ci rendiamo conto? L'assurdità. Difatti, quando lui dice ma dov'è via San Vito, che se era un metro più in là, vicino allo stadio A e una laterale D, lui guarda nel suo display non dove è via San Vito, ma dove via San Vito cade. Non è che il carabiniere non sappia dove è via San Vito. No, nella giurisdizione, perché hanno diviso le zone, per giurisdizione. Il controllo di quella zona è fatto dalla polizia. Il controllo di quell'altra via è una cosa incredibile, vergognosa, una cosa che non è colpa comunque degli operatori della polizia. Non è colpa di chi, di chi decide queste cose. Diciamo però una cosa, intercorre 1 minuto e 4 secondi. Sì, adesso... Con tutto il rispetto, non si può passare una telefonata senza nemmeno dire all'altro collega, seppur cugino, guarda che questo qua ha ammazzato, perché... Sì, pronto polizia, desidera, cioè questo era l'oscuro di tutto. Certo, il problema è che nello stesso momento, vi assicuro, possono essere tutte giustificazioni, capisce questo? Però è un protocollo che va osservato con attenzione, perché succede che il centralino riceve centinaia di telefonate. Centinaia, noi abbiamo dato dei dati, io adesso non ce li ho perché... Se non vai a vedere, Raffaele, perché certo, esatto, ci sono dei dati in cui noi dobbiamo controllare, e così i carabinieri devono controllare se c'è la vericità, perché sennò partirebbe una macchina ogni secondo. Ma come fai a controllare? Benissimo, allora il telefono è stato preso immediatamente assorbito, cioè nel senso che il numero del telefono è un cellulare, è stato assorbito. Nello stesso momento che il carabiniere stava facendo quell'accertamento ha passato alla... E questo è l'errore. La telefonata non l'ha presa il carabiniere, l'ha presa il poliziotto. No, la prima telefonata l'ha presa il carabiniere. No, la prima telefonata l'ha presa il carabiniere, ma e poi l'ha passata al poliziotto, ma il poliziotto che non sapeva nulla. Da che numero chiama? E infatti, perché il carabiniere già aveva il numero di telefono. Nel display. Certo, nel display vede. Una volta accertato il numero e una volta accertato che la zona non è dei carabinieri, ed è questo l'assurdo. Passa alla polizia, il quale deve rifare le stesse domande. Questo è l'assurdo, deve rifare le stesse domande. Non chiede il numero di telefono. Ecco, il fatto che il poliziotto in quel momento metta giù, rimanga là, che mandiamo la macchina, cioè non ha perso nei secondi e né frazione se non richiedere. Però vedi, quando dicono alcuni telespettatori hanno detto ma la telefonata è stata fatta e loro continuavano a parlare per tenerlo insomma attaccato al telefono, ho detto non è vero, non è così. Non è così perché ad un certo punto il poliziotto dice metta giù il telefono. Certo, perché se no non si riesce a intercettare poi quindi... Tant'è che aspetta fuori l'arrivo, è lui che aspetta la volante. Se volesse scappare... non avrebbe né chiamato il 112 neanche il 113. No, ma dico, la musichetta, insomma... Sì, ma non l'avrebbe neanche chiamato, no? Bisogna fare il numero unico. No, bisogna fare quello che abbiamo detto prima, lei l'ha detto prima, unica sala operativa. L'unica sala operativa. Chi è che non lo vuole? Perché qua... ma non gli operatori, certo. noi sindacalisti, ma forse qualcuno che è molto più in alto di noi, che ha deciso che è meglio avere il generale dei carabinieri, il generale della Guardia di Finanza e il generale della Polizia di Stato. Questo ve lo dico da sindacalista. E questa è la verità. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL Polizia di Stato.